Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. I dati pubblicati oggi da Lega Ambiente certificano la qualità delle acque in mare, foci e laguna del Veneto. In altre parole, Pergoletta Verde, dopo aver monitorato le acque della nostra regione tramite 11 campioni prelevati sulle coste, che sono risultati tutti entro i limiti di legge, è pollice in su per le acque del Veneto. Ottima notizia in questa settimana che segna il culmine della stagione turistica estiva, dichiara l'assessore regionale al turismo Federico Caner. I turisti che arrivano nella nostra regione sanno perché lo ha certificato un soggetto autonomo e qualificato nel campo delle indagini ambientali che qui da noi si possono trovare mari puliti anche dove i fiumi sfociano in mare. Tappa chioggia questa mattina per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, che ha incontrato i pescatori afflitti dalla piaga dei granchi blu, le istituzioni e le associazioni di categoria, tra cui Coldiretti. La presenza di Lollobrigida nei nostri territori è un gesto apprezzato e concreto. Si attende quindi il Consiglio dei Ministri previsto per oggi per il via definitivo dello stanziamento dei quasi 3 milioni di euro per combattere il granchio, commenta la presidente di Coldiretti Venezia, Tiziana Favaretto. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. L'attività di indagine condotta dai poliziotti della Questura di Venezia ha consentito di rintracciare nella notte tra il 4 e il 5 agosto presso una struttura ricettizia dell'isola di San Clemente, nella città lagunare, un cittadino straniero già destinatario di un mandato d'arresto internazionale. Dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, gli operatori hanno proceduto a dare esecuzione al provvedimento. E nella mattinata odierna, inoltre, gli agenti della volante della Questura hanno rintracciato a Mestre una cittadina italiana destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che alloggiava presso una struttura ricettiva presente in zona. Anche in questo caso, effettuati gli accertamenti di rito, gli operatori hanno proceduto a dare applicazione della custodia cautelare in carcere della donna, la quale pertanto è stata portata presso la casa circondariale femminile di Venezia. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.